Siamo allo stabilimento di Gruppo Maschio Gaspardo e nel suo discorso ha voluto ringraziare in particolare il mondo produttivo, dando grande valore alla loro attività. Il mondo produttivo è ovviamente la proprietà, ma dico soprattutto i lavoratori che ci lavorano dentro. Perché chi si rimbocca le maniche, chi ogni mattina si alza la saracinesca, permette alla nostra regione di vivere, è quello che semplicemente crea quella produzione, quel valore aggiunto che con le tasse e i contributi garantisce l'erogazione di servizi per i nostri cittadini. Penso la sanità, se noi non avessimo aziende come la Maschio Gaspardo, come faccio grandi nomi da Danieli, ma come il piccolo artigiano, il professionista, noi non potremmo garantire il diritto alla salute, non potremmo garantire il diritto all'istruzione, non potremmo garantire tutti quei servizi essenziali che servono al cittadino. Quindi a nome della Regione Friuli Venezia Giulia dico grazie e questo questo grazie è testimoniato dai fatti. Nella prossima legge di stabilità, proprio per aiutare il mondo produttivo e far vedere che Regione Friuli Venezia Giulia è dalla parte di chi produce, abbiamo deciso di azzerare l'IRAP per tutti i nuovi impianti che si insedieranno in Friuli Venezia Giulia, abbiamo deciso di prevedere una fortissima deduzione IRAP per chi assume persone uscite da crisi occupazionale, abbiamo deciso di azzerare l'IRAP per sempre per chi decide di investire in montagna, ovvero quelle aree colpite anche dal maltempo e poi storicamente più in difficoltà. Questa è la prima volta che in Friuli Venezia Giulia si applica la fiscalità di vantaggio, la vogliamo applicare convintamente, convinti che possa essere motivo di sviluppo e di maggior prosperità per il nostro territorio. Presidente, la finanza è sempre importante all'interno di un'azienda. Il Friuli Venezia Giulia è presente attraverso la propria finanziaria, quindi un altro segno di attenzione del Friuli Venezia Giulia verso il mondo produttivo. Sì, e oltretutto se il Friuli Venezia Giulia con la propria finanziaria Friulia crede in queste realtà produttive perché sono sani e forti, mi auguro che la stessa sensibilità ce l'abbiano anche tutte quelle realtà private, e parlo degli istituti bancari, che devono credere nell'azienda, non devono fare semplicemente finanza o magari la finanza speculativa, ma devono credere nella produzione reale. Regione Friuli Venezia Giulia, lo dico con chiarezza, guarderà con maggiore favore tutti quegli istituti che investiranno nel mondo reale e quindi che credono in queste realtà come Maschio Gaspardo. Sì, non lo deve vedere mio figlio perché va matto.